cos'è Dominic Water per Palermo? Allora, Dominic Water è un evento, direi assolutamente importante, legato allo sport, alla salute e alla sostenibilità. È la tappa finale come l'anno scorso, è un tour Dominic Water, raccontiamolo brevemente, di 4 tappe, più quest'anno una tappa anche all'Euro a Roma. Mondello è stata scelta nuovamente come tappa siciliana, quest'anno 400 partecipanti, sempre legata allo sport, alla salute, alla sostenibilità, perché tutto quello che cerchiamo noi di fare è cercare di farlo a impatto zero, compatibilmente con le leggi e i regolamenti delle gare del nuoto in acque libere, ed è un evento per parlare del territorio, per parlare di quanto anche in un periodo destagionalizzato Palermo può essere importante, insomma, non soltanto per gli sportivi ma anche per le famiglie. Abbiamo visto a nuotare persone di tutte le età, anche persone con disabilità, è sicuramente un successo. Assolutamente sì, diciamo Dominic Water è uno sport, è una manifestazione assolutamente inclusiva, coinvolge donne e bambini ovviamente, nuotatori professionisti, master, persone diciamo con meno fortunate per così dire, che provengono da Palermo, dalla Sicilia, e tantissime devo dire anche iscrizioni provenienti dal nord Italia, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia. Quali sono gli obiettivi per la prossima edizione? Ma gli obiettivi sono sempre gli stessi, con ovviamente cercando di aumentare le iscrizioni e il coinvolgimento della comunità palermitana e non, con sempre l'apporto delle istituzioni che come l'anno scorso anche quest'anno hanno consentito con il loro apporto, parlo della Regione Sicilia, parlo ovviamente del Comune di Palermo, e hanno ovviamente apprezzato il buon lavoro dell'anno scorso e il lavoro di quest'anno. In più vorrei anche dire e sottolineare che l'Università LUMSA, 8 studenti dell'Università LUMSA hanno certificato con un report, devo dire, molto, molto importante questa manifestazione, sia certificando come sostenibilità economica ma anche sociale e culturale.